Buongiorno da Renzo Michieletto, ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Buon anno a tutti, innanzitutto. Venerdì 15 gennaio alle ore 11 si terrà online, aperta al pubblico su Facebook, la diretta. È un incontro, il tradizionale incontro con i giornalisti di inizio anno di Veneto Agricoltura dedicato alle prime valutazioni sull'andamento dell'annata agroalimentare veneta dell'anno che si è appena concluso. Un appuntamento ormai storico o tradizionale, sarà proprio l'occasione per fare una fotografia del comparto. Abbiamo qui con noi la dottoressa Alessandra Liviero di Veneto Agricoltura, che ha coordinato il lavoro, l'elaborazione dei dati che saranno appunto presentati venerdì 15. Alessandra, diamo un po' di numeri. E magari partendo da come si presenta il comparto agricolo, dal numero delle imprese e poi dall'occupazione. Sì, buongiorno a tutti. Allora, per le imprese continua il calo fisiologico che caratterizza il comparto imprenditoriale negli ultimi anni. Anche quest'anno abbiamo avuto un calo nel numero delle imprese dell'1,5% in linea con quella che è la media nazionale. E diciamo che però a calare di più sono soprattutto le ditte individuali che segnano un calo del 2-3%, mentre sono in crescita le imprese costituite nella forma di società di capitali, quindi che sono aumentate per esempio del 4,4%, mentre le società di persone del 2%. Queste sono arrivate a costituire il 20% del totale imprese, quindi una buona quota, oltre poco meno dell'80% è costituita ancora da imprese individuali, però la quota di società di capitali o di società di persone sta aumentando e sta prendendo piede anche nel settore agricolo. Bene, e senti, per quanto invece riguarda l'occupazione? L'occupazione quest'anno è andata bene, i dati Istat ci dicono di un aumento del 10%, siamo abbastanza in linea con quello che è il trend del nord-est che è di circa il 7%, sono in aumento gli occupati dipendenti e in calo gli occupati indipendenti. Ho capito. Senti, andiamo un po' di fretta, anche perché poi chi è interessato ci seguirà venerdì 15 gennaio alle ore 11, ripeto. Il 2020, sappiamo bene, è un anno horribilis, caratterizzato da chiusure, da lockdown, restrizioni di ogni tipo. Possiamo fare una fotografia rapida come tutto questo ha influito sui diversi comparti dell'agricoltura veneta? Sì, diciamo che la pandemia non ha influito in maniera uguale su tutti i comparti agricoli. Ovviamente nella prima parte dell'anno ha inciso maggiormente su quelle che erano per esempio alcune colture orticole, pensiamo all'asparago, pensiamo al florovivaismo che nel periodo primaverile avviava la sua attività, alla fragola, appunto e all'asparago. Mentre nella fase autunnale le imprese che sono state caratterizzate, che sono state colpite, sono state altre. Da segnalare il comparto agrituristico che ha avuto una perdita praticamente quasi totale, se non per un breve rialzo nel periodo estivo, ma diciamo che il settore che è stato più colpito, se dobbiamo fare una classifica, tralasciando quello agrituristico, è stato il comparto del lattiero caseario e degli allevamenti. La carne, sono settori che, come la carne, come il latte, quindi la produzione di formaggi, le mozzarelle, i prodotti freschi, hanno risentito molto della chiusura del canale Horeca, sia nella prima fase dell'anno che nella seconda fase nella seconda ondata che appunto stiamo vivendo in questo momento. Sono diminuiti moltissimo i prezzi e nonostante ci sia stato un aumento dei consumi domestici in molti settori, addirittura dell'8% nel comparto lattiero caseario, questo però non ha sopperito alla chiusura degli hotel, del ristorante, alla chiusura diciamo di tutto quel comparto leisure. Ricordiamo che tutto questo verrà approfondito Certo, venerdì. comparto per comparto. Comparto per comparto, venerdì. Per quanto riguarda l'export invece, com'è andata?
Anche qui la situazione è stata diversificata, ovviamente settore per settore, comparto per comparto. In generale, comunque, quest'anno il saldo della bilancia commerciale è aumentato del 96%. Quindi diciamo che per la prima volta abbiamo avuto un saldo positivo della bilancia commerciale di 204 milioni di euro. Questo non vuol dire che le importazioni sono aumentate tantissimo e le esportazioni anche. Abbiamo avuto una diminuzione sia delle importazioni che delle esportazioni. Ovviamente il saldo è stato positivo, ma perché abbiamo fortunatamente esportato più di quello che abbiamo importato. Immagino che gran parte di questo sia dovuto al comparto del vino. Tanta parte sì, al comparto del vino e comunque anche al comparto appunto del latte, dei salumi, che hanno molto risentito della chiusura del canale Horeca e poi Sì, andiamo in chiusura. Sì. Se dovessimo dare un giudizio al 2020 per quanto riguarda il settore agroalimentare veneto, cosa diresti? Il settore ha risentito molto dell'impatto ovviamente dell'epidemia Covid e ovviamente in maniera diversificata, come ho detto prima, e comunque si può segnalare che l'imprenditore agricolo veneto ha saputo reagire molto bene, innovando anche spesso a quello che è stata che sono state le difficoltà imposte dalla pandemia. Cioè, ha saputo trasformare spesso in opportunità quelle che erano all'inizio sembravano delle difficoltà insormontabili. Questo è accaduto per esempio per il florovivaismo e per tanti altri comparti in cui si è cercato di reinventare l'attività cercando appunto attraverso la vendita diretta, la consegna a domicilio e così via, attraverso tante altre soluzioni, la vendita online e così via. Bene, grazie Alessandra. Di tutto questo, ripeto ancora per l'ultima volta, di tutto questo ne parleremo venerdì 15 gennaio alle ore 11, ci sarà la diretta su Facebook di Veneto, sul profilo Facebook di Veneto Agricoltura. La dottoressa Liviero sarà con noi ovviamente a descriverci, a parlarci di tutto questo e poi il documento, l'elaborato sarà disponibile sul sito di Veneto Agricoltura a partire verso la fine di gennaio. Ricordiamo poi che il documento conclusivo, proprio quello con i dati consuntivi finali sul comparto agricolo, sarà come sempre poi a giugno. Intanto arrivederci a tutti il 15 di gennaio alle ore 11 su Facebook. Un saluto a tutti. Arrivederci.